Boom di disoccupati in provincia di Treviso. Nasce a Castelfranco Veneto un osservatorio economico sul territorio. L'Ascon di Castelfranco Veneto con l'Ipsia e Galilei lanciano l'osservatorio economico aperto alle associazioni di categoria, ai comuni e alle parrocchie. Gli effetti della crisi del mercato del 2011 si fanno sentire anche nel nuovo anno? Direi che la crisi si sta acuendo sempre di più e che indubbiamente i nostri associati sentono con sofferenza e guardano certamente con poca probabilità di crescita anche questo nuovo anno. Gli effetti del mercato del 2011 hanno cominciato già a farsi sentire con il nuovo anno. Quasi tutti i settori siano in difficoltà, vedo un po' meno l'informatica, anche perché i nostri giovani sono, e il Veneto stesso, a testimonianza che è il 20% di tutto il consumo nazionale di certi articoli nell'ambito dell'informatica, telefonia e cose del genere. Per il resto la crisi è certamente tra le più grandi che noi abbiamo conosciuto da quando siamo qua all'interno del commercio. In questo momento di saldi, secondo lei è un aiuto? Possono funzionare? No, i saldi ormai credo abbiano finito la loro epoca, anche perché sono finiti i soldi nelle tasche delle persone. Io dico, si può fare un po' di tutto, cercare un po' di tutto, ma non abbiamo e non troviamo nessuna soluzione anche in questo ambito. Una volta portavano liquidità all'interno delle aziende, adesso sicuramente portano forse la curiosità dei consumatori, ma non certamente la spesa.